Buonasera a tutto il pubblico di Toscana Sprint, ci troviamo a Empoli per seguire insieme questa ormai storica gara riservata alla categoria degli Under 23, 40° Gran Premio Città di Empoli, trofeo Banca Cambiano 1884, organizzata dalla GS Maltinti Lampadari. Una gara che prevede un percorso di una lunghezza totale di 132 km con un primo tratto in linea e poi 4 giri che i corridori dovranno affrontare sulle strade empolesi, dove in questo percorso troveranno anche dei traguardi volanti. Saranno in tutto 6, dove 5 saranno nel tratto in linea prima del primo giro e poi l'ultimo all'interno del primo giro. Un GPM sul Castra, che sarà la vera salita di questa manifestazione, mentre nei tratti precedenti percorreranno quella che sarà la salita di Cerreto Guidi. Ma prima della partenza andiamo a sentire alcune delle autorità che hanno dato la loro disposizione per questa manifestazione e abbiamo proprio con noi Donatella Martini, presidentessa del Centro Empoli Coop Firenze. E quindi Donatella, questa qui è una manifestazione che ormai da anni è un fiore all'occhiello per la città di Empoli, per la categoria degli Under 23, e sicuramente il vostro interesse per questa gara ancora una volta è importante e direi essenziale. È per noi un onore, ormai siamo la sede della partenza della corsa da anni, è sempre piacevole condividere con il mondo dello sport, specialmente con il ciclismo, che in Toscana insomma credo non si debba dire amato da molti, quindi siamo molto felici di continuare a far essere la sede di partenza il centro commerciale di Empoli. E poi la Coop è anche una delle maggiori protagoniste per quanto riguarda eventi sociali, sportivi, soprattutto qui in Toscana. Certo, è una realtà grande. Unicoop Firenze di Empoli è presente nel mondo della cultura, nel mondo dello sport, nel mondo dell'associazionismo, e mi sembra giusto che sia così, perché oltre a vendere alimentari e non solo quello è anche una cooperativa, insomma. Oltre a Donatella Martini abbiamo detto ci sono delle istituzioni presenti qui e abbiamo quella di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, Empoli che quest'anno è stata protagonista di successi e soprattutto magie. Sì, è un'annata straordinaria, numeri incredibili, impensabili per la nostra realtà. Abbiamo rischiato, a volte rischiando, diciamo così, dal cambiamento l'anno scorso di ristrutturare tutto, dai massaggiatori allo staff sanitario, staff tecnico, dirigenti, tutto, calciatori quasi tutti. E ora ce la godiamo e mettiamoci a lavorare. Ora siamo qui da Renzo e onore a Renzo perché ci rappresenta in campo nazionale per queste sue iniziative ciclistiche. Io, come uso a volte dire, insomma, sto molto attento a leggere il giornale il lunedì e vedere i risultati che fa la squadra, perché se posso io l'accompagno col mio sentimento, magari insomma sono più votato ovviamente al calcio perché mi impegna tantissimo. Qual è la differenza per Fabrizio Corsi fra calcio e ciclismo? Ma insomma effettivamente è uno sport di sacrificio, diciamo quello ovviamente è essenziale. Questo sacrificio si è un pochettino avvicinato anche al calcio. Devo dire che oggi chi vuole giocare a pallone deve sapere, deve passare attraverso sacrifici. Magari 20 anni fa non era così. È ovvio che il ciclismo in questo momento si gioca più che altro d'estate, è il suo momento e ora magari ci godiamo anche quello, ecco, dopo che il calcio prende una parentesi. Ringraziando Fabrizio Corsi per le sue parole, vediamo nelle immagini in questo momento i ragazzi che hanno affrontato un minuto di raccoglimento in memoria di Bruno Bimbi, componente della commissione comunale di Empoli, e adesso i corridori attraverseranno questo primo tratto di trasferimento, quindi partenza ufficiosa dal centro Empoli Coop Firenze, che ancora una volta, ancora un anno, ha dato il suo spazio
per questa manifestazione, questa 40esima questo 40esimo Gran Premio Città di Empoli. Partono in questo momento i ragazzi per appunto il trasferimento per il via ufficioso che è stato dato da Donatella Martini, che abbiamo sentito prima, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, l'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi, Giacomo Bacci, presidente della Federciclismo Toscana, e dall'organizzatore ormai noto al mondo del ciclismo Renzo Maltinti, presidente del GS Maltinti, che oggi ha organizzato questa manifestazione ormai arrivata, meno male direi, arrivata alla 40esima edizione. E i ragazzi in questo momento stanno arrivando presso la sede della Maltinti Lampadari per il via ufficiale, e a darlo è proprio il figlio di Renzo Maltinti, che in questo momento dà il via, e partono per questi 132 km e 300 metri di gara. E vi ricordo che ci saranno nei primi 56 km, quindi subito all'inizio, 6 traguardi volanti da affrontare, e solamente 5 sono nel primo tratto in linea. Infatti vediamo già gli atleti che provano ad andare via, provano ad andare in fuga, ma questi 5 traguardi volanti vedremo se daranno la possibilità di creare un accordo davanti, una fuga per poter andare poi avanti nella gara, o se tutti vorranno giocarsi le proprie carte negli arrivi predisposti. Ovviamente ogni arrivo è stato alcuni arrivi sono stati gentilmente concessi da alcuni sponsor, che ringraziamo ancora per la partecipazione, perché senza di loro, ricordiamolo, queste gare sarebbe un po' difficile farle, quindi un grazie agli sponsor ci vuole sempre. Questi sono i ragazzi, li vediamo, ormai sono al chilometro 12 in vista del primo traguardo volante messo in palio dalla Casa del Popolo e Sportivi di Castelnuovo Valdessa. Quindi primo traguardo volante proprio sullo strappettino lungo 600 metri, quello di Castelnuovo d'Elsa, e vediamo subito la Petroli Firenze seguita dal team Cervelo, poi la Maltinti a fare l'andatura. Dietro già notiamo alcune difficoltà da parte dei corridori, e c'è l'attacco di un corridore della Mastro Marco. Si tratta di Davide Masi, che in questo momento attacca, non sembra tanto convinto nella sua azione, si volta a vedere, è un'andatura giusta quella di Davide Masi, che ha preso già una trentina di metri sul gruppo che si è allargato. Quindi attenzione, primo vero attacco di questa giornata, quello portato da Davide Masi della Mastro Marco. Volevo ringraziare ovviamente Adriano Dini e Sandro Manzi, che praticamente fanno il nostro lavoro solamente in corsa, dando le informazioni di quello che succede alle ammiraglie. E vediamo sempre Davide Masi che si volta con il gruppo che sta rientrando sotto, portato dagli uomini della Petroli Firenze e del pedale Scaligero, con Leonardo Valentini adesso a fare l'andatura. Quindi nuovamente situazione di gruppo compatto quando siamo ormai vicini alla linea del traguardo volante messo in palio dalla Casa del Popolo e Sportivi di Castelnuovo d'Elsa. Traguardo volante posto a 12 km e 600 metri, tratto in falso piano, ci siamo quasi ormai. Sempre gli uomini della Mastro Marco a fare l'andatura. Guardate già dietro come si è allungato il gruppo su questa piccola salitella non molto impegnativa. Ricordiamo che dovranno affrontare nel finale il Castra, una salita molto breve ma molto dura. Parte praticamente la volata per il primo traguardo volante, e a prendere un leggero margine di vantaggio è Leonardo Valentini del pedale Scaligero. Avevamo visto già prima protagonista riportarsi sotto su Davide Masi, va a vincere con facilità il primo traguardo volante. E adesso siamo con le immagini subito al secondo, sono molto ravvicinati, quello della Dogana offerto agli sportivi della Dogana, con un piccolo gruppetto che sta cercando di andarsene, ma il gruppo è lì, e il traguardo volante lo vince il corridore della Mastro Marco, la Terra Pirre Gius. Comunque situazione di gruppo compatto ancora quando siamo nei primi chilometri. Corsinovi e Peruzzi, questo è lo sponsor che ha dato il nome al terzo traguardo volante, quello al chilometro 43, che vede lottarselo questi 4 corridori che sono riusciti a venire via dal gruppo. Si tratta di con il numero 67 Garavaglia, poi Lanzano, Breusa e Hernandez,
ed eccoci al traguardo volante che viene vinto dal numero 83 Tiziano Lanzano del team Cervelo. Vi ricordo traguardo volante concesso dalla concessionaria Corsi Nuovi e Peruzzi. Questo è il gruppo che alle spalle non si è organizzato, non si sta organizzando tutto largo sulla strada, e questo avvantaggia i corridori che in questo momento al traguardo volante vengono segnalati con un vantaggio di 40 secondi sul gruppo. Prima vera azione dopo solo 43 km, vi ricordo, su una gara lunga 132. E ritorniamo davanti con i fuggitivi che ormai sono al prossimo traguardo volante, quello traguardo volante Confezioni Santini. Non c'è volata ed è in questo momento Tristan Breusa a vincerlo, non c'è stato neanche l'impegno, giustamente valorizzano il comune accordo e il gruppo ancora 40 secondi. Vi ricordo i componenti della fuga, si tratta di Giacomo Garavaglia, poi Tiziano Lanzano, Tristan Breusa e Hernandez Ramirez. Con le immagini adesso con il corridore della Petroli Firenze, Giacomo Garavaglia, che vince l'altro traguardo volante, il traguardo volante System Line SRL, ma come ripeto e come è successo prima non c'è volata, c'è solo in testa la voglia di andare avanti, anche perché dietro si sono organizzati con la Mastro Marco che sta facendo l'andatura. In testa abbiamo visto Michael Antonelli, passista della Mastro Marco, che si sta prodigando per l'inseguimento, non avendo la Mastro Marco nessuno nella fuga, anche perché ci sono squadre importanti. C'è la Petroli Firenze, abbiamo visto c'è anche la Malmantile, c'è il team Cervelo, sono tante squadre che possano andare all'arrivo, e da dietro infatti vedete in blocco la Petroli Firenze che si è messa a fare da stopper. Quindi sarà interessante vedere come si evolverà la fuga, se riusciranno i ragazzi della Mastro Marco a rientrare oppure no. Per il momento rimangono sempre a 36 secondi, 40 secondi, mentre si cambia con le immagini. Ci troviamo in salita, questa è la salita di Cerreto Guidi con i 4 che in questo momento, ci segnala Radio Corsa, hanno aumentato il loro vantaggio, sono a 1 minuto e 10, sempre di comune accordo con l'azione portata avanti in questo momento da il corridore del team Cervelo Tiziano Lanzano. Bella questa azione, bello vederli uniti in questa fuga che ormai è fuori da almeno una ventina di chilometri, quindi una bella azione su questo percorso non semplice, perché di pianura ce n'è effettivamente poca. Ricordiamo c'è la salita di Cerreto Guidi da affrontare a tutti i passaggi di tutti i 4 giri, poi all'ultimo giro ci sarà il Castra, la vera salita che guarderà in faccia l'uomo, come si suol dire nel gergo ciclismo, guarderà in faccia il corridore e vedremo chi sarà ad avere la gamba. Vedremo se soprattutto questi 4, che adesso hanno un vantaggio abbastanza importante, perché siamo a 1 minuto e 10 tirati adesso da Giacomo Garavaglia del team Petroli, vedremo se riusciranno a mantenere il loro vantaggio. Questa salita, ovviamente la salita Cerreto Guidi, non è una salita impegnativa, non è una salita che può mettere in difficoltà anche il gruppo nell'inseguimento. Tutto sta nel capire se ci sarà un accordo nelle retrovie oppure continueranno a andare a tratti. Sembra per il momento che sia solamente la Mastro Marco a fare da inseguitrice per il gruppo, con la Maltinti subito dietro, la formazione di casa che giustamente anche loro non hanno nessuno nella fuga davanti, e allora devono andare a richiudere, avendo comunque nelle loro fila corridori importanti che possano anche dire la loro in un percorso come questo. Il gruppo, che vi ricordo è segnalato sempre con un ritardo di 1 minuto e 10, eccolo qua Sandro Manzi, una delle voci ormai storiche per quanto riguarda il ciclismo in gara, quella viva nelle ammiraglie. Nuovo traguardo volante, è l'ultimo questo qui, poi ci sarà il GPM, il traguardo volante PM Auto SRL, che vede ancora una volta i 4 al comando. Bella questa azione, e non ci sarà probabilmente volata neanche a questo giro. Chiede il cambio a Giacomo Garavaglia e glielo dà subito
Tristan Breusa del team Pregnana. Vi ricordo, le società sono Team Pregnana, Cervelo, Maltinti e Petroli Firenze. Ultimo traguardo volante, quello PM Auto, ma come è successo anche nei casi precedenti non penso ci sarà volata e quindi andrà avanti il comune accordo. Eccoci con le immagini fisse e come avevamo detto volata non c'è e non ci sarà. E infatti i corridori stavano continuando a girare, anche se comunque a vincere il traguardo è stato Tiziano Lanzano del team Cervelo. Davamo uno sguardo mentre il gruppo sta ancora inseguendo con gli uomini Mastro Marco e Maltinti. Guardavamo uno sguardo all'Albo d'Oro, che comunque vede nomi importantissimi nel campo professionistico. Troviamo i nomi di Paolo Valoti, Rinaldo Nocentini, 2 volte Giovanni Visconti, Riccardo Riccò, Ginanni, Belkov, Anacona, e poi l'anno scorso a vincere fu Davide Gabburo davanti a Nicolas Cianetti e Paolo Baccio. Quindi insomma una gara che ha portato anche fortuna e soprattutto ha portato tanti campioni a vincere, a interessarsi a questo percorso che, come vi ricordo, è tutto tranne che impegnativo. Ancora con i 4 in fuga e andrei a ricordare, giustamente prima all'inizio davamo l'importanza agli sponsor e andrei a ricordarne qualcuno, a partire ovviamente dalla Maltinti Lampadari, che è l'organizzatrice con il patrone Renzo Maltinti. Poi troviamo l'Oasi Dolce, Nastro L, Carrozzeria Pasquali, Ferramenta Empolese, Giosuè Retini, Crocevia SRL, e poi nel corso della gara rammenteremo anche altri sponsor. Purtroppo non riusciamo a dirli tutti, anche se ci piacerebbe, ma faremo del nostro meglio. Corridori ancora in testa con un vantaggio che in questo momento è calato a 1 minuto, e dietro ancora uomini Maltinti e Mastro Marco si staccano in 4. Vediamo con il numero 56-58, 2 della Mastro Marco, si tratta di Paolo Baccio e la Terra Pirregius. E poi abbiamo visto anche gli uomini Maltinti e si stanno aggregando altri 3 corridori. Il gruppo è in fondo, si sta staccando un sestetto all'inseguimento dei 4 davanti. Vi ricordo 1 minuto il loro vantaggio, quando con le immagini risiamo su Cerreto Guidi e si inizia a sentire la fatica, si stacca un componente. Rimangono come abbiamo visto Giacomo Garavaglia, poi Tiziano Lanzano e Hernandez Ramirez. Si stacca di poco, è lì Tristan Breusa, ma continua l'azione dei 3 che in questo momento hanno un vantaggio che sta mano a mano calando nei confronti del gruppo, che abbiamo visto nelle immagini precedenti ha avuto una forte reazione. Abbiamo notato anche che nei giri non passano mai sotto l'arrivo, ma ci sarà la deviazione solamente all'ultimo giro. Siamo quasi in cima alla salita di Cerreto Guidi, con il terzetto che continua ad andare avanti. Questo è Tristan Breusa, che si era staccato e accusa una quindicina di secondi di ritardo, ma anche meno, saranno 8-9 secondi di ritardo. Con il gruppo tutto in fila indiana, appena iniziata la discesa di Cerreto Guidi, con un ritardo di 30 secondi. C'è stata una rimonta forte da parte dei corridori della Maltinti, che vediamo in questo momento, e da quelli della Mastro Marco sul quartetto in testa, e tanti chilometri che sono in fuga. Siamo con le immagini al chilometro 90, siamo ormai vicini all'imbocco della vera salita di questo 40° Gran Premio Città d'Empoli, che sarà il Castra, sarà il chilometro 100. Ed eccoci con le immagini all'inizio del Castra, gruppo compatto, è stata ripresa la fuga, quindi qui si fa la corsa, qui chi ha le gambe può decidere di andare via, e c'è subito uno scatto in questo istante di un corridore del team Cervelo sul Castra, una salita dura che misura 8 km e 200 metri con pendenze veramente proibitive. Un attacco questo subito all'inizio che non impensierisce tanto
gli atleti del gruppo, con la Mastro Marco che chiude subito in questo momento. Si va avanti sulla salita e c'è già qualche selezione con un quintetto che si è avvantaggiato. Andrea Innocenti a fare l'andatura e rilancia l'azione. Ancora rilancia l'andatura Andrea Innocenti della squadra di casa del GS Maltinti. Insieme a lui abbiamo visto anche Gianni Pugi della Malmantile, poi la Terra Pirregius della Mastro Marco. Questi sono alcuni dei 4 che vediamo davanti adesso, con il numero 16 con Gianni Pugi della Malmantile che rientra, poi vediamo 58 la Terra Pirre, 39 Biondi della Futura Team e con il 68 Alessandro Monaco. Questo il quintetto che se ne sta andando sul Castra. Vi ricordo, ci saranno 30 km dallo scollinamento all'arrivo ed è ancora un brillantissimo Andrea Innocenti a fare l'andatura. Il gruppo frazionato alle spalle, c'è il rilancio. Rilancia adesso Alessandro Monaco della Petroli con il corridore della Mastro Marco, la Terra Pirre, che gli va subito a ruota. Non fa tanta selezione, ancora i 5, anche se sfilacciati, rimangono lì. Bella però questa battaglia sulla salita del Castra. Attenzione, Andrea Innocenti, dopo aver dimostrato coraggio nell'attacco precedente, si sta un po' staccando con il gruppo che è alle spalle, frazionato. Vedremo se riusciranno a rientrare sui 5 al comando, che adesso sembra essersi fermati, ma rilancia Innocenti adesso. Continuiamo con le immagini un po' più avanti sulla salita della Terra Pirre a fare l'andatura, quando il gruppo è lì alle spalle. Una piccola parte del gruppo si è frazionato, era inevitabile che venissero fuori gli scalatori e Innocenti adesso continua a scattare con qualche dimostranza da parte di Alessandro Monaco, che dice: non scattiamo, andiamo regolare che arriviamo tutti su. Ovviamente non c'è da parte di tutti l'interesse. Sono in 9 adesso davanti con il gruppo che ormai è abbastanza staccato. Con le immagini siamo quasi in cima a Castra. Abbiamo visto ancora un attacco di Andrea Innocenti seguito alle sue spalle dalla Terra Pirregius, e questi sono i 2 al comando quando siamo vicini al GPM di Castra, e dietro sono rimasti in pochi all'inseguimento. Una bella giornata ha baciato questo 40° Gran Premio Città di Empoli, con la coppia Andrea Innocenti e la Terra Pirregius, e adesso Alessandro Monaco che sta venendo via, bello, brillante anche lui nelle sue azioni, aveva rilanciato anche prima sulla salita e stacca in questo momento i suoi compagni alle spalle, quindi rimangono 5 inseguitori all'inseguimento di Alessandro Monaco, che si è staccato adesso, e poi della coppia al comando Andrea Innocenti e la Terra Pirregius della Mastro Marco. Difficile questa salita, impegnativa, basta che sbagli un 100 metri e tutto può cambiare. A chiudere il gruppetto con il numero 65 Cristian Scaroni della Petroli Firenze, con il numero 16 abbiamo visto Gianni Pugi, poi altri corridori Mastro Marco, Team Servello e Gragnano davanti. Non c'è accordo neanche dietro, si tende a pensare ognuno il suo, ed eccoci ancora con Innocenti e con la Terra Pirre al GPM. Qui si svolta a sinistra, si scende per Vitolini e da qui ci saranno 30 km circa per arrivare all'arrivo. Ancora 100 metri al GPM, si volta Andrea Innocenti, vede in lontananza Alessandro Monaco, ma scatta la Terra Pirre, l'atleta della Mastro Marco, e c'è la volata per il GPM che sembra nelle corde, ed è nelle corde del corridore della Mastro Marco. Svolta a sinistra, adesso sarà discesa con la coppia davanti che vede arrivare adesso Alessandro Monaco della Petroli Firenze, che ha recuperato tanto e sta per rientrare davanti. Molto più staccati invece gli inseguitori. Arrivano in questo momento, abbiamo visto un po' spezzettati i 5 che erano all'inseguimento, e ci buttiamo in discesa dove cambia nuovamente tutte le carte. Si sono riaggruppati ed è partita questa coppia formata, firmata Mastro Marco
e si tratta di Michele Corradini e la Terra Pirre Gius. Molto attivo il corridore della Mastro Marco, che è andato a vincere il GPM, è stato l'unico a stare sulle ruote di Andrea Innocenti, il corridore della Maltinti Lampadari, e adesso si è buttato in un'azione a due, un'azione di squadra. Vanno di comune accordo, anche se sembra la Terra Pirre averne di più, con un vantaggio sugli inseguitori di una decina di secondi. Seguitori che adesso andremo a vedere di chi si tratta, perché anche dietro ci sono stati dei raggruppamenti e poi c'è stato nuovamente qualcheduno che si è staccato, e vediamo Andrea Innocenti nella morsa della Petroli Firenze, formata con il numero 68 da Alessandro Monaco, che abbiamo visto molto attivo anche lui nella salita, e da Cristian Scaroni. Vedano lì a 50 metri la coppia formata dai corridori della Mastro Marco, e quando hai il punto d'appoggio davanti così è molto più facile entrare. Infatti rientrano in questo momento e si forma un quintetto formato da Innocenti, Monaco, Scaroni, la Terra Pirre e Corradini, quindi 2 uomini Mastro Marco, 2 uomini Petroli Firenze e un uomo Maltinti. Questi gli inseguitori a 30 secondi, con Nicolas Rinaldi del team Cervelo, poi Gianni Pugi della Malmantile, Matteo Conforti della Gragnano, e si è riaccodato Mattia Bevilacqua della Petroli Firenze Opla. I corridori sono a Sovigliana, poco dopo il termine della discesa, svolta a destra, e si andrà a riaffrontare per l'ultima volta la salita di Cerreto Guidi, con la situazione che è questa: la Terra Pirre Gius, poi Corradini Michele, e Andrea Innocenti, Alessandro Monaco e Cristian Scaroni davanti. Ai loro spalle questo quartetto a 30 secondi, ed eccolo il gruppo comunque trainato dagli uomini della Petroli Firenze, o comunque quello che è rimasto del gruppo, perché il Castra ha fatto veramente selezione e sono rimasti in pochi. Comunque gruppo a 1 minuto dalla testa della corsa, quando ormai siamo a pochi chilometri dal traguardo. Non c'è accordo ovviamente nel gruppo, è un'andatura più che altro di comodo. Ritorniamo sul quintetto davanti, che come vi ricordo vede le formazioni della Mastro Marco, della Petroli Firenze e della Maltinti impegnate in questa azione, quando siamo sulla salita per l'ultima volta di Cerreto Guidi, con Andrea Innocenti che ancora va a forzare l'andatura in difficoltà. Corradini in fondo al gruppo, anche se ovviamente ricordo la salita di Cerreto Guidi non è molto impegnativa, ma ormai le forze sono arrivate al lumicino, perché il percorso è impegnativo e anche un falso piano per chi ha gamba può fare la differenza. Questa le spalle della testa del gruppo, che si è infoltita. Non sono più in 4, si sono aggiunti altri corridori. Nicolas Nesi a fare l'andatura davanti, nuovamente Mattia Bevilacqua, i 4 che abbiamo visto prima, e con il numero 62 a chiudere si tratta di Lorenzo Fortunato. Il gruppo lo abbiamo visto molto vicino a questo gruppetto, che è quello che insegue la testa, che adesso ha un vantaggio comunque non rassicurante, perché siamo a 27 secondi tra i fuggitivi e il gruppo, perché ormai qui dobbiamo parlare di gruppo, per quello che è rimasto, con i corridori che si stanno avvicinando alle fasi conclusive. Cartello sul lato strada che segna 5 km al traguardo per i 5 atleti in fuga, che vi ricordo sono Alessandro Monaco, poi la Terra Pirre Gius, Andrea Innocenti, Michele Corradini, questi gli uomini al comando. Sarà una bella azione, anche perché il gruppo dietro non molla ed è molto vicino, non c'è da stare tranquilli, non c'è da rilassarsi. Speriamo che non arrivano agli ultimi chilometri e iniziano a guardarsi, perché tutto ancora può succedere. Arrivo che sarà in volata, tante volte dovesse arrivare, a meno che qualcuno non tenti un'azione. 3 km al traguardo in netta
inferiorità numerica Andrea Innocenti, che dovrà vedersela con Mastro Marco e Petroli Firenze, che vedano due rappresentanti a testa per le proprie file, con i ragazzi che ancora si danno i cambi. Sembra che nessuno voglia provare un'azione in solitaria. Siamo negli ultimi chilometri, una bellissima gara, quella che si è accesa sulle asperità del Castra, sulla vera salita di questo 40° Gran Premio Città di Empoli, organizzato dalla GS Maltinti e da patron Renzo Maltinti. Siamo nelle fasi conclusive, ci siamo ormai verso l'arrivo ed è l'ultimo chilometro. La Flamme Rouge con Andrea Innocenti che giustamente in inferiorità numerica dice: se devo perderla provo ad attaccare. Ha attaccato sul Castra, attaccato all'ultimo chilometro, e adesso nessuno lo vuole far andare via. Atleta scomodo Andrea Innocenti su questo arrivo. Sembra ormai che ci si avvii alla volata con la Terra Pirre davanti, poi Andrea Innocenti a seguire con il numero 68, si tratta di Alessandro Monaco, poi Corradini, e con il 65 è Cristian Scaroni. Si svolta a sinistra adesso, ci sarà poi la svolta a destra e l'arrivo con la Terra Pirre ancora davanti. Si volta Andrea Innocenti e parte per la volata, prova ad anticipare dietro alle sue spalle il duo della Petroli Firenze e poi Corradini della Mastro Marco. È un testa a testa fra Mastro Marco e Petroli Firenze, Mastro Marco e Petroli Firenze, Scaroni e Corradini, ed è Scaroni Cristian che vince avanti a Corradini, poi Innocenti, Monaco e la Terra Pirre. Questo invece è l'arrivo del gruppo alle loro spalle, con Nicolas Nesi che si è avvantaggiato, ed è Nicolas Nesi a prendere la sesta posizione davanti a Alexander Konicev, Davide Masi, Nicolas Rinaldi e Manuel Allori. Questo l'arrivo del 40° Gran Premio Città di Empoli, con Scaroni che vince davanti a Corradini dopo una bellissima volata testa a testa. Ma andiamo ad ascoltare i protagonisti con le interviste del nostro Daniel Guidi. Siamo con il vincitore Scaroni Cristian. Oggi ha riconfermato nuovamente il tuo valore, Scaroni, perché anche a un fotofinish però non eri il più veloce. Sicuramente io avrei detto, ti dico Corradini, però Scaroni mi ha fatto bugiarda. Sì, oggi ne avevamo parlato anche nella pretattica che l'uomo da battere era Corradini, in salita sta pedalando, e poi è un corridore che in quest'annata in volata mi ha già battuto 2 o 3 volte, tra cui martedì scorso al Cicogna. L'avevamo preparato così, sulla salita si è sganciato Monaco con altri 2, io non ero brillantissimo sulla salita. Siamo scollinati in 5 o 6 dietro ai 3, in discesa io e Corradini abbiamo fatto la differenza, siamo riusciti a rientrare, poi siamo andati d'accordo fino all'ultimo chilometro e mezzo. Io sapevo che Corradini era l'uomo da battere in volata, gli ho preso la ruota sin da subito, l'ho rischiata perché poteva andare via un singolo, però me la volevo giocare così oggi, di furbizia. Ai 180 metri sono uscito dalla sua ruota, siamo restati lì a metà, però sono riuscito a spuntarla, sono contentissimo per questa terza vittoria stagionale. Secondo classificato Michele Corradini, un buon secondo posto però al fotofinish. Sì, comunque eravamo noi due i più veloci in quel gruppetto, Innocenti comunque ha provato ad anticipare, poi eravamo rimasti un po' attarrati in salita, io e Scaroni siamo riusciti a rientrare in discesa e in 5 siamo comunque rimasti avanti fino qui all'arrivo e purtroppo è arrivato questo secondo posto, ci speravo molto e sarà per la prossima volta. Siamo con il terzo classificato, Andrea Innocenti. Andrea, sicuramente correre in casa è sempre più difficile, le maglie della Maltinti si sono fatte onore perché già dall'inizio gara, ai primi chilometri subito attivissimi, e poi nel finale Andrea Innocenti, giovanissimo ma presentissimo sulla testa della corsa. Sì, ovviamente oggi ci tenevamo a far bene, era la gara di casa e abbiamo provato fin dall'inizio a stare davanti, a entrare nelle fughe e alla fine abbiamo fatto un'azione di forza su Castra, però
oggi Scaroni è stato più forte. E a chi si dedica questo buon terzo posto, perché patron Renzo Maltinti l'ho visto veramente in tensione e felicissimo del tuo terzo posto, perché è un podio da Serie A questo qui di oggi. Sì, sicuramente la dedica va alla squadra, a Renzo, perché ci mette tanto impegno per noi, ma anche a tutti i ragazzi, agli allenatori che durante la settimana si impegnano per aiutarci e per farci arrivare in forma alle gare. Sono con l'assessore allo sport Biuzzi Fabrizio. Fabrizio, si dice tante volte sport e valorizzazione del territorio, sport e l'importanza per le amministrazioni, e quando proprio si dice che le amministrazioni vanno di pari passo insieme allo sport. Questo è quello che il Comune di Empoli ha fatto con Renzo Maltinti. Sì, noi lo facciamo da sempre con Renzo. Secondo me la qualità dello sport vuol dire qualità della città, per cui quando ci affianchiamo a persone, a gruppi sportivi seri e importanti come la Maltinti Lampadari e a Renzo Maltinti, siamo sul sicuro e sappiamo che organizziamo delle cose di qualità, come è stata la corsa di stasera. Siamo con Ragionieri Giampiero, vicepresidente della Maltinti. Allora Giampiero, io posso dire il sole ci ha baciato, tanta fortuna per quanto riguarda il clima, tanto caldo, ma poi veramente una bella corsa perché è stata aperta fino agli ultimi chilometri. Infatti la prima domanda quando è arrivata la corsa se è andato tutto bene, non si domanda, e poi si domanda come sono arrivati i nostri corridori. Oggi siamo arrivati mi sembra terzi e sesti, quello dire non sono partiti tantissimi corridori, però voglio dire che il podio qui della 40esimo Gran Premio Città di Empoli è stato un podio da prima classe. Va bene, era il podio, soprattutto come si parlava sul palco, era sulla carta, va bene, Scaroni, Corradini e poi l'Innocenti, che è il nostro, diciamo così, giovanissimo campioncino, deve pensare alla scuola, purtroppo non può fare il Giro d'Italia perché c'è la maturità, però avrà tempo davanti a lui per fare carriera. Io voglio ringraziare anche tutta la commissione ciclismo che come si vede si stanno lavorando da stamani alle 7 sono sulle strade. Penso sulle strade c'era stato fatto un grandissimo servizio, c'erano tante staffette, tanti vigili, polizia statale, meglio di così penso che non si possa riuscire a fare. Non poteva mancare nell'obiettivo il patron, giustamente Renzo Maltinti. Oramai io, Renzo, ti ho visto domenica scorsa al Gran Premio di Carrara, ho detto finché si dice in Toscana, finché ci sono i vecchi si va avanti. Prima di tutto bisogna avere la salute per fare tutte queste cose qui, perché ci impegna tantissimo. Se non stai bene con te stesso, una su un'altra, non ci riesci, perché le cose sono tante, sono diventate ancora più difficili dopo fatti di Torino, con i cose Gabrielli, con la legge Gabrielli, è una cosa allucinante, per avere permessi, per avere tutte queste cose. La fortuna che abbiamo e che ho da 40 anni è che io ho tanti amici, perché come dico sempre, con gli amici si va lontano, facendo le cose per bene. Noi le facciamo, siamo conosciuti per questo, io ci tengo tanto a ricordare sempre la serietà e la puntualità nelle cose che facciamo e il rispetto a tutti. Poi voglio dire questo, oggi abbiamo fatto il podio con un ragazzino di 18 anni, un ragazzo che secondo me ne sentirete parlare nel mondo del professionismo, perché questo ragazzo è venuto dagli juniores, aveva fatto praticamente 12 vittorie, era già un nome, però dicevano tutti il passaggio un anno è perso. No, questo non è perso niente, questo non si perde neanche 2 minuti. Ora si fermerà per via della scuola, poi con tutta la buona squadra che ho, qualcosa di buono si fa, però sì, siamo sempre a scontrarsi con certi nomi in numero superiore. Sicuramente un quintetto davanti, 2 maglie Opla, 2 maglie giustamente Mastro Marco e Innocenti, ma Innocenti ha avuto la caparbietà, gliel'ho detto, di attaccare all'ultimo chilometro e mezzo, 2, di dire proviamole fino in fondo. Allora, sui Castra lui ha attaccato diverse volte, è un ragazzino che ha la scorrettezza di attaccare, vuol dire che c'è qualcosa di corridore, perché quando tu sei con 4 o 5 ragazzi che hanno 2 o 3 anni più di te, tu c'hai sempre qui il timore di dire ma che le firrò, invece lui no, e questo è il nostro orgoglio. Devo ringraziare il Comune, tutta la commissione comunale, tutta la forza pubblica, perché effettivamente come avete visto abbiamo fatto 140 km con tutti gli incroci coperti alla maniera giusta.